Alle 7:26 di giovedì 15 giugno, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi emergenza rifiuti nel centro di Catania, la mala guida a Palermo e poi anche cose positive, l'orchestra di musica insieme di Librino, promossa dal Rotary, che si esibirà a Via Grande ma anche a Villa Bellini di Catania. Sentiremo direttamente dai protagonisti, ma cominciamo anzitutto con la cronaca. C'è una notizia dell'ultima ora: la Corte d'Assisi di Pisa non ha emesso nessuna sentenza per il processo della morte di Emanuele Sceri. Ricordate il parà della Folgore, il 26enne siciliano di Siracusa, trovato morto nel 99 alla caserma Gemerra di Pisa. I giudici ritengono necessario ascoltare altri testimoni, quindi prima non possono emettere la sentenza. Sono state disposte nuove udienze, la prossima è stata fissata per il 13 di luglio. Imputati per la morte di Sceri, come saprete certamente, sono ex caporali della Folgore, Panella e Zabara, accusati di omicidio volontario, ma non c'è sentenza. Invece ce n'è un'altra a Catania, Messina, che farà sicuramente giurisprudenza, perché la Corte d'Assise di Messina ha condannato a 22 anni per omicidio volontario una persona che ha trasmesso la propria sieropositività alla compagna senza avvisarla, la quale poi è morta a 45 anni, era un'avvocatessa di Messina. La prima condanna era stata annullata in appello nel dicembre scorso per la vicenda dei giurati che avevano superato i 65 di età che componevano la Corte, una problematica che è stata poi superata da un pronunciamento della Cassazione su un caso analogo avvenuto a Palermo in un processo di mafia. Ieri pomeriggio a Messina è arrivata la sentenza di primo grado nel processo bis del cosiddetto untore. La Corte d'Assise ha condannato l'uomo Luigi De Domenico, 58 anni, a 22 anni di carcere per omicidio, così come era avvenuto nel precedente processo annullato. Il PM Roberto Conte all'udienza scorsa aveva chiesto la condanna a 25 anni dopo aver ricostruito ancora una volta l'intera storia. La vicenda è quella del 58enne accusato di omicidio volontario per la morte della sua compagna, a cui contagiò la sieropositività senza mai rivelarlo. La vittima è un'avvocata messinese, 45enne, che poi morì di AIDS proprio perché non si riuscì a curare, sconoscendo la causa della sua malattia. Secondo giudici e giurati, quindi, De Domenico è responsabile di omicidio per la morte della compagna ed è la seconda volta che una Corte d'Assise lo stabilisce. È un esito che ci attendevamo, perché siamo sempre stati fermamente convinti che De Domenico sia responsabile del decesso della nostra giovane collega Stefania Gambadoro. Unitamente noi riteniamo vi siano anche delle responsabilità, seppur di natura colposa, a carico dei medici che hanno avuto in cura inizialmente l'avvocato Gambadoro e che non hanno diagnosticato tempestivamente l'HIV. Nel corso del dibattimento il legale dell'uomo, l'avvocato Carlo Autruriolo, ha anticipato la possibilità di un ulteriore ricorso che renda nulla anche questa sentenza. Guardi, se le argomentazioni sono quelle che sono già state dedotte in buona sostanza durante il processo, a me francamente non sembra fondata. Ovviamente ci vuole massimo rispetto per le tesi del difensore dell'imputato, vedremo se la riproporrà, in che termine riproporrà. Francamente non credo che abbia molto spazio questa eccezione, se fondata sulle argomentazioni che sono già state svolte. Come vanno i nostri redditi, i nostri soldini? Insomma, così, perché l'Istat ha confermato che il Sud rimane l'area geografica che ha la maggiore percentuale di individui a rischio povertà. C'è un ampio divario tra il reddito medio del Nord e quello del Sud. C'è però una nota positiva, cioè gli indicatori in Sicilia sembrano essere in miglioramento. Vediamo i particolari. Il Mezzogiorno rimane rispetto al 2021 l'area del paese con la percentuale più alta di individui a rischio povertà ed esclusione sociale, con il 40,6% comprensivo di tutti gli indicatori, laddove invece il dato migliora nel resto del paese. Lo rileva l'Istat nel rapporto sui redditi e le condizioni di vita. Nel 2022 poco meno di un quarto della popolazione italiana è a rischio povertà o esclusione sociale, quasi come nel 2021, ma grazie alla ripresa dell'economia dopo la pandemia
economia e l'incremento di occupazione e redditi, si riduce significativamente la popolazione in condizione di grave deprivazione materiale e sociale e rimane stabile la popolazione a rischio povertà. Al sud l'indicatore rivela da una parte un aumento della quota di individui a rischio povertà, 33,7% nel 2022 rispetto al 33,1% nel 2021, e dall'altra il segnale positivo della riduzione della quota di individui che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro, con il 17,1% nel 2022 rispetto al 19,5% del 2021. A livello regionale la Sicilia rappresenta la nota positiva, con la sensibile riduzione di tutti gli indicatori: rischio di povertà, grave deprivazione e bassa intensità di lavoro. Nel 2021 il reddito medio delle famiglie è tornato a crescere, il reddito totale delle famiglie più abbienti è stato di 5-6 volte quello delle famiglie più povere. Tale valore, sottolinea l'Istituto di Statistica, sarebbe stato più alto 6-4 volte in assenza di interventi di sostegno alle famiglie, maggiormente incisivo in Campania e Sicilia, dove è stato più alto il numero di percettori del reddito di cittadinanza. Resta un divario importante, quello legato al reddito medio per famiglia secondo aree del paese. Le famiglie del nord-est dispongono del reddito mediano più elevato del 23% rispetto a quelle del mezzogiorno. Andro, ne parlano i giornali siciliani di questo? Proprio così, Michele, ne parlano, sì, proprio la Sicilia, vedete subito con la nostra rassegna stampa, povertà. In Sicilia va meno peggio. Nel 2022, secondo i dati dell'Istat, come dicevamo nel servizio, sono a rischio 41,3 persone su 100, una in meno rispetto all'anno precedente. Diciamo che va leggermente meglio. Stessa media al sud, magra consolazione per una terra che vede 6 individui su 100 in grave deprivazione. Questo è quello che riporta stamattina la Sicilia, approfondendo il tema. E adesso siamo alla prima pagina proprio del quotidiano di Catania. L'apertura è ancora una volta sui migranti. Naufraga un natante con 750 migranti, 79 le vittime, centinaia sono i dispersi. Questa è la notizia che si ha in apertura. Probabilmente la più grave sciagura in mare degli ultimi anni. Diciamo dell'ultimo periodo, perché... davanti alle acque della Grecia, poi vedremo meglio nei giornali nazionali, naturalmente. Certamente. Purtroppo Sì. E poi c'è la fotonotizia con quella che certamente ieri è stata la notizia che ha monopolizzato tutte le televisioni sicuramente d'Europa, d'Italia certamente. Allora, l'eredità, questo è il titolo scelto stamattina dalla Sicilia. Mattarella, il governo, 4 ex premier, i volti noti, Folla e Cori da Stadio in piazza per l'addio a Berlusconi, il futuro dell'impero e il nodo della successione politica. Sono praticamente i temi cruciali dopo la morte di Silvio Berlusconi. E poi una serie di notizie che riguardano la cronaca, non solo siciliana. Partiamo però dai fatti siciliani. Giallo di Favara, la morte di Jessica 5 anni fa, la procura adesso indaga il fratello. Poi a Firenze c'è il mistero della piccola Catà, sparita nel nulla, la mamma insiste, mia figlia è viva, e poi abbiamo già visto i dati sulla povertà in Sicilia. Questa è la prima pagina del quotidiano La Sicilia. Torniamo proprio sulla strage di migranti a Pilos, 79 i cadaveri recuperati, centinaia dispersi in mare, forse 750 passeggeri a bordo del peschereccio che si è capovolto nell'Egeo. Le ONG accusano Atene, SOS ignorato. Caspita, gravissima. Sono mancati, pare, i soccorsi, scrivono sulla Sicilia, un'altra tragedia del mare che rischia di trasformarsi in una delle peggiori stragi del Mediterraneo. Un peschereccio che era stracarico di centinaia di migranti, forse 750, era partito da Tobruk in Libia per raggiungere l'Italia e si è capovolto nelle acque dell'Egea, 47 miglia nautiche nel sud del Peloponneso da Pilos. Insomma, un'altra bruttissima storia di questi viaggi della speranza che poi diventano delle tragedie vere e proprie in mare. Ne abbiamo parlato leggendo i titoli dalla prima, ma vedete il giallo di Jessica, siamo a Favara, c'è una svolta nelle indagini. Pensa, 5 anni fa ci fu questa scomparsa a Favara di Jessica, la procura accusa Vincenzo di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti. Cioè il fratello. Il fratello. Cerchiamo di leggere qualcosina in più.
investigatori e inquirenti, anche se non fanno trapelare alcuna indiscrezione, sarebbero arrivati a questa conclusione dopo aver emesso dei paletti su quanto possa essere accaduto quella sera. La svolta è clamorosa. Nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa della donna, madre di 4 figli, il procuratore capo che facente funzione ad Agrigento, Vella, e il sostituto Vetro, che sono i titolari del fascicolo, hanno iscritto nel registro degli indagati il fratello Vincenzo Lattuga, 43 anni, accusa, come detto, omicidio aggravato, occultamento di cadaveri in concorso con ignoti. Pare che sarebbero state trovate delle tracce di sangue nell'auto dell'uomo, ma questo ovviamente lo vedremo, lo appureremo chiaramente nei prossimi giorni con l'evoluzione dell'inchiesta. Adesso siamo a Catania e la pagina della Sicilia proprio dedicata a Catania. Si torna ancora con il femminicidio di sabato alla zona industriale di Catania. Ho ucciso mia moglie, mi rilasso. L'assassino al bar era convinto di aver ammazzato la consorte e forse non aveva chiaro di aver arrotato mortalmente l'amica della moglie. Queste sono le parole di Piero Nasca dopo l'omicidio alla zona industriale. È stato convalidato il fermo. Una notizia che ha diciamo diverso tenore, perché adesso andiamo a parlare di estate. Sabato apre il solarium di Piazza Sciascia, domenica la spiaggia Etna alla Playa. Insomma, la stagione balneare potrebbe finalmente decollare, se arriverà ovviamente il bel tempo che aspettiamo un po' tutti qui e non solo dalle nostre parti. Un paio di notizie ancora che riguardano proprio la città di Catania. Litiga con la sorella per l'eredità della madre, è stato arrestato per minacce. Tutto questo a Catania. Lasciamo la Sicilia, siamo adesso alla prima pagina di Repubblica, edizione di Palermo. Si parla di sanità, liste di attesa lunghissime, ma ci sarebbero 29 milioni fermi e 6 mesi, pensa, per fare una ecografia, 1 anno per la visita senologica al Cannizzaro di Catania, 120 giorni per un elettrocardiogramma al Civico di Palermo. L'assessorato convoca i manager per aprire gli ambulatori di sera e anche nei weekend. Mi sembra un provvedimento assolutamente opportuno, vista questa situazione veramente incredibile. 29 milioni fermi. 29 milioni fermi. La Regione ha speso solo il 27,5% dei fondi che ha ricevuto dallo Stato. Quindi se questa notizia è confermata non si può dire che non ci sono i soldi. I soldi ci sono nel cassetto. No, non li spendono. Esattamente. Questa è una delle notizie dalla prima pagina. Poi ancora scioperi della fame a cortocircuito, carcere garante, la storia di quanto succede nelle carceri siciliane. Per la direttrice del carcere di Augusta i 4 nuovi scioperi della fame si sono conclusi, ma l'Ufficio Nazionale del Garante denuncia che non è stata fatta alcuna comunicazione ufficiale. Insomma, staremo a vedere cosa succederà. Poi ci sono 2 bellissime foto dedicate a Biagio Conte, quell'ultimo viaggio di Biagio nella sua grotta tra mare e montagna. Insomma, è un racconto di quello che è stato davvero una persona, un personaggio che ha aiutato e ha dato tanto ai palermitani, ai bisognosi di Palermo. L'emergenza sanità torna anche nelle pagine interne, perché si legge che nei cassetti ci sono 29 milioni per ridurre le liste di attesa. 6 mesi per un'ecografia. 6 mesi. Passa 1 anno per una visita senologica, questa al Cannizzaro di Catania. 120 giorni per un elettrocardiogramma al Civico, e la Regione ha speso 11 milioni sui 40 che ha a disposizione. Ma ti do un'altra notizia, approfondiamo. C'è una testimonianza. La visita a novembre, 830 euro si fa subito. Certo, si paghi subito. Che schiaffo. Questa insomma è la storia che viene raccontata. Vediamo, questo ci hanno chiesto? Sì, hanno chiesto aiuto ai genitori di 2 bambini bisognosi di riabilitazione. Non potevano pagare, avevano scelto di curare solo uno. Uno solo, perché non aveva avevano i soldi. Non andava bene, pensa, dovevo fare un ecocardio e mi hanno prenotato dopo 8 mesi. Ogni notte non dormivo per la paura, insomma, di Che storia terribile. qualche problema. E questo è la vicenda sanità in Sicilia. Poi il dopo elezioni, le amministrative ad Acireale
in sella il sindaco condannato, sceglie la vice e adesso aspetta insomma, la sospensione perché c'è Come si chiama la timone vice? Barbagallo, mentre la vice è Valentina Pulvirenti, che è la probabile vice sindaca di Acireale. Nel pomeriggio ci sarà l'insediamento di Barbagallo, sarà la prefettura a notificare lo stop, una corsa contro il tempo per evitare di lasciare il comune ad un commissario, perché se non ci dovesse essere l'insediamento del vice sindaco si rischierebbe un nuovo commissariamento e con tutte le conseguenze del caso. Questo a Acireale. Ad Acireale, chiaramente nel catanese. Lasciamo adesso Repubblica, siamo invece sul Giornale di Sicilia, un addio fra lacrime e cori, riferimento ai funerali di Berlusconi, a Milano un ultimo saluto a Berlusconi, in chiesa familiare, amici, VIP e tutte le cariche dello Stato, l'omelia dell'arcivescovo, capace di vivere, soffrire il declino e continuare a sorridere. E vedete come ci sia anche accanto questa foto, l'uscita del feretro dal Duomo di Milano, ma intanto c'è anche questa foto che testimonia tutto il dolore della compagna di Berlusconi. I mercati azionari sono con il fiato sospeso, insomma si attende adesso cosa succederà nel futuro non solo di Mediaset ma anche a livello politico del governo italiano. Indagato il fratello di Jessica Lattuca, anche qui la notizia di cui abbiamo parlato, a Favara l'uomo è accusato di omicidio aggravato, occultamento di cadavere in concorso con ignoti, dalla ventenne non si hanno notizie, non si ebbero più notizie nel 2018. Agricoltura, per i fondi un percorso più veloce, si spera di poter dunque avere più soldi, comparto in ginocchio per la pandemia e anche la guerra, la regione col PAC 2003-2027 punta ad integrare la filiera e collaborare con gli almeno ordini. qui più veloci, sanità no, agricoltura speriamo sì. Speriamo di sì. E poi si torna sul cimitero dei Rotoli, bara trovata in una stanza, non si sa chi sia, quinto morto in cerca di identità. Ma non avevano risolto i Rotoli, sembrava che fosse finita, invece adesso... Si aggiunge agli altri 4 senza nome che erano sotto i tendoni, registri al setaccio, e intanto il numero delle salme in attesa è sceso sotto quota 100. Questa è la Quindi situazione. ce ne sono ancora, ma purtroppo... Però insomma, la situazione è migliorata, ma non completamente risolta. Siamo adesso alla Gazzetta del Sud, l'ultimo saluto a Berlusconi, familiari, nessun disimpegno, avanti con Forza Italia, l'eredità politica è Meloni. Questa è la notizia che poi troveremo anche sui quotidiani nazionali questa mattina. Poi riforma della giustizia, altro tema in discussione, oggi c'è un Consiglio dei Ministri, via l'abuso d'ufficio, ridotto il potere del PM di impugnare le assoluzioni, stretta sulle intercettazioni. E si torna anche sul naufragio nell'Egeo, 79, almeno 79 le vittime, il bilancio è provvisorio, a bordo c'erano tra le 400 e le 750 persone, le ONG accusano Atene operazioni di salvataggio avviate con forte ritardo. Direi che diciamo, ci potremmo anche fermare qui stamattina con la rassegna stampa regionale. E poi passeremo a quella nazionale, facciamo una breve pausa, state con noi, buongiorno Sicilia. 7:45, buongiorno Sicilia, bentornati, bentrovati. Allora, Angelo, vediamo un po' i quotidiani nazionali. Partiamo subito con il Corriere della Sera, questa foto dall'alto con il feretro che esce proprio dal Duomo di Milano, Berlusconi, applauso d'addio in migliaia funerali, le lacrime della famiglia, Meloni non ti dimenticheremo. E poi ci sono due approfondimenti, uno a firma di Massimo Gravellini, una persona tante Italia, e poi Francesco Verderani, il passaggio di testimone. Che è poi quello che si chiedono tutti, a chi andrà il testimone. Troveremo questo tema sulle pagine interne. Poi migranti, naufragio e strage, Grecia, decine di morti e centinaia di dispersi, erano diretti in Italia. I soccorsi, l'accusa ha ignorato l'SOS. Questo sulla prima pagina del Corriere. Poi vediamo anche la Repubblica,
sognavano l'Italia, annegano in 600. E il Questo- bilancio crescerà, il bilancio Sì. dei morti crescerà moltissimo. Come nella sicuramente. strage di Cutro, scaricabarile nello Ionio fra Frontex, Roma ed Atene. Il caso, i migranti in fuga dalla linea dura della destra greca, e poi c'è l'analisi, il generale Haftar non ferma i trafficanti. Eh sì, perché erano partiti dalla Libia, quindi Haftar in realtà non ha fermato un bel nulla. Assolutamente. Poi si torna sul funerale di Berlusconi, Meloni lutto e potere, la Premier si avvicina a Marina Berlusconi e vuole conquistare l'eredità politica del leader di E Forza questo lo Italia. dà per certo, si avvicina e vuole conquistare. Grazie Silvio, ti renderemo orgoglioso. Tajani cerca di frenare l'esodo dei parlamentari. I figli divisi durante la cerimonia al Duomo, trasmessa in diretta da 20 canali televisivi, scrive Repubblica. Poi sono le 20 manovre, canali è forse il massimo nella storia delle trasmissioni televisive. le manovre di Cairo tra editoria e partito per prendere Mediaset. L'ostacolo però è rappresentato da Pier Silvio. Sono tutte, come dire, illazioni che comunque saranno poi protagoniste nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, queste, E poi sia c'è una- politiche che televisive. Certamente, poi le immagini delle esegue come una finale di partita, scrive ancora Repubblica. Siamo alla Stampa con il titolo su questa bellissima foto all'interno del Duomo, sono le parole contenute nell'omelia proprio dell'arcivescovo, sì. esattamente. Era un uomo per il cavaliere ai funerali di Stato davanti a Mattarella, a Meloni e poi tanti cori di applausi in piazza da parte dei sostenitori anche del Milan, che sono intervenuti in gran numero. Un presidente, c'è un solo solo un presidente. Il lungo addio a Berlusconi, si legge anche, poi Dell'Utri, Dio salvi Forza Italia, le parole di Dell'Utri, uno dei più stretti collaboratori di Berlusconi. Mediaset, Cairo è partito, i fratelli sono in trincea, e poi ci sono tantissimi approfondimenti. C'è Pietrangelo Buttafuoco, aspetta. Sì, Pietrangelo Buttafuoco dice e Giorgia è il Giorgia. legittimo successore. Vabbè, questo è- E poi il saluto su Tele Silvio, chi non salta è comunista, perché poi ci sono stati non solo cori da stadio ma anche altri tipi. Sì, perché qualcuno ha avuto la bella idea di presentarsi con i cartelli contro Berlusconi, quindi è ovvio che... E allora, poi ancora, ci sono tante altre notizie, strage come a Cutro, la Grecia nega gli aiuti, Ecco. muoiono 79 migranti, e poi ancora quel bambino ucciso dai pirati della strada per un video sui social. Ma questa è un'altra storia terribile, Brutta storia. E ieri un bambino di 5 anni è morto ucciso dai pirati della strada, è morto per niente, come succede sempre quando muore un Perché bambino. questi facevano un video Si con facevano un'auto a altissima velocità e poi hanno investito in pieno questa macchina. Tante le notizie, poi possiamo anche approfondire alcuni aspetti proprio della notizia su Berlusconi, perché ad esempio qui siamo sul Corriere, Ecco, qui si la vedono dinastia scrive i figli già divisi, Marina e Fascina. La capofamiglia, questa è Repubblica, chiedo scusa, non il Corriere. Ci sono altri temi, sempre ovviamente relativi ai funerali di ieri, ma il partito Forza Italia, tregua fragile ai piedi della bara, ora non fuggiamo, sono le parole di chi era ieri ai funerali. E poi, come possiamo vedere, non siamo in lutto dai teatri e gli atenei, la sfida dell'Italia che non piange. Silvio, per mettere in evidenza proprio alcune divisioni che ci sono state anche nel giorno del funerale di Berlusconi. Adesso siamo sul Corriere e qui il testamento del Bella cavaliere. questa foto, Sì, bellissima. sì. Questa è una foto che riprende quasi. Barbara, Pier Silvio, Marina e la Fascina. E mancano gli ultimi due figli, quelli più piccoli, Sì. in questa foto. Il testamento del cavaliere, il destino delle grandi quotate, 1,8 miliardi di capitalizzazione di Mediolanum, da sola vale 2/3 del portafoglio azionario di Fininvest, sono invece 18 i miliardi di capitalizzazione di Mediaset registrata nel 99, oggi il valore in borsa è di 1,75 miliardi, insomma sono Grosse cifre. grossissime cifre. Ma sempre a proposito di Berlusconi possiamo leggere, dicevamo prima, la diretta TV esegue reti unificate e l'apoteosi va in onda anche su Top Crime, insomma un altro loro canale. notano questo perché
perché effettivamente sono state quasi tutte le televisioni italiane a trasmettere per l'appunto i funerali. Poi siamo sulla stampa, c'è solo un presidente, quanto piazza. Esatto, la piazza, i cori degli ultra del Milan, ex dipendenti e persone comune sul sagrato. Ci siamo svegliati alle 4, non importa cosa dicono di lui, lo perdoniamo. Queste sono le parole di chi ieri ha partecipato ai funerali. E poi Marina e Marta, mano nella mano, un segnale per il futuro dell'impero. Vedete questa bella foto anche questa. che viene ripresa dalla stampa. I temi chiaramente sono quelli legati sempre al funerale di ieri Berlusconi. Questo diciamo per la pagina Berlusconi, ma poi ci sono tante altre notizie. Allora andiamo a vedere anche gli altri temi sui giornali. Per la giustizia penale, siamo su Sole 24 Ore, arriva il primo ok alla riforma, cerchiamo di capire qualcosa in più. Consiglio dei Ministri, oggi l'esame in CDM, torna l'inappellabilità dei PM ma solo per i casi più lievi, sulla custodia cautelare. Se uno viene assolto il PM non può fare appello, però questo dice solo nei casi più lievi. Esattamente, sulla custodia cautelare la decisione collegiale, salta il reato di abuso Ecco, d'ufficio. questo non c'è più l'abuso d'ufficio che ha tormentato i sindaci per anni e anni e anni, che mettevano la firma e finivano nei guai. E poi c'è il tema delle intercettazioni, più vincoli alla pubblicazione, la NM critica, opposizione divisa. Questa è la situazione. Tassi, la Fed va in pausa, ma sono previsti altri 2 rialzi entro la fine dell'anno. Questa è la lotta all'inflazione, quindi si combatte in questo modo, facendo alzare i prezzi, nella speranza che un giorno, siccome perché l'economia, si contragga l'economia, esattamente, si contrae l'economia e un giorno forse e quindi ci contraiamo anche un po' tutti. Allora, siamo sul Messaggero, si torna in prima pagina ovviamente un uomo di gioia, scrive il Messaggero a proposito dei funerali di Berlusconi. Poi, anche queste sono parole dell'omelia, no? Sì, l'omelia è il suo ritratto di politico e di imprenditore, quello che scrive, quello che diceva esatto. ieri l'arcivescovo. Poi ancora, migranti, strage tra Grecia e Italia, su quel barcone erano in 750. E poi un'altra notizia, questa è un po' più curiosa, ucciso dal ragno violino, la tragedia a Sabaudia, è stato trovato morto nella stanza di un hotel a Sabaudia, il commerciante greco 58 anni, in Italia per affari, forse è stato morso da un ragno mentre si trovava in campagna. Questa è la notizia che viene riportata dal Messaggero. E poi le altre notizie di cronaca, la piccola di 5 anni, il padre esce di cella, ora posso ritrovarla io, spunta l'ultima foto della piccola. Una storia complicatissima, perché non si riesce a capire cosa possa essere successo. E poi Roma, sfida tra youtuber, travolto Ecco, bimbo di 5 anni, quella è la video storia fatale veramente... sulla Lamborghini, viaggiavano, avevano preso a noleggio quest'auto, si facevano delle foto, dei video per poi pubblicarli sui social e alla fine purtroppo ha perso la vita, questa tragedia davvero, questo bambino di 5 anni. Vediamo un po' il Fatto Quotidiano, tra passato e remoto, scrive il Fatto Quotidiano, le esegue di Berlusconi, come sempre il quotidiano non pronuncia mai non scrive mai per esteso Berlusconi, la piazza non si riempie e mancano i big mondiali, quindi tiene sempre un po' pungente naturalmente. Poi l'omelia severa dell'arcivescovo Del Pini delude i beatificatori, in Duomo parenti con Mattarella, l'intero governo, Schlein, Orban, l'Emiro e poi le star di Mediaset e molti pregiudicati, scrive ancora, stampa estera incredula, rivolta fra le toghe per il lutto ANN dell'Associazione Magistrati. Vabbè. Questo lo scrive il Fatto Quotidiano. E poi il titolo dell'Unità di stamattina è piuttosto forte. Assassinati, si riferisce a quanto accaduto nel Mar di fronte alla Grecia. Il titolo ancora: 80 morti, 500 dispersi, stavano venendo in Italia e sono naufragati al largo della Grecia, allarme dato 2 giorni fa. Nessuno si è mosso. E ci sono 500 dispersi, è una cifra spaventosa. Sono 500 rischia di essere la più grande tragedia fra le tante tragedie nel Mediterraneo. E poi adesso
Vediamo di leggere anche il giornale, Silvio, per sempre il titolo scelto dal giornale, che ha praticamente una pagina monotematica, come possiamo vedere questa mattina con l'editoriale di Augusto Mizzolini, Politica e amore. Siamo sul Libero, l'Italia migliore, Silvio se ne va, il suo popolo resta, e scrive ancora: il paese si ferma per Berlusconi, una marea di gente zittisce i lamenti di chi non voleva il lutto nazionale. Poi ci sono tante riflessioni a proposito di quello che sarà il dopo Berlusconi. Siamo su Avvenire, l'apertura anche di Avvenire su Berlusconi. A Berlusconi l'addio caloroso di un popolo, ai funerali in Duomo, le massime autorità, politici, amici e 15.000 sostenitori in piazza, le sue ceneri nel mausoleo ad Arcore. E ci sono altre notizie, però, vedi, centinaia di migranti sommersi e non salvati, strage nell'Egeo, naufraga un barcone partito da Tobruk, carico di almeno 700 persone, 104 sono state già salvate, fortunatamente, speriamo che questo numero possa aumentare. La guerra in Ucraina, il Papa sferza l'ONU, più impegno per una vera pace, queste sono le parole di Papa Francesco. Sul Manifesto, vedete, il vescovo non lo beatifica, i funerali di Berlusconi a Milano, Delpini un politico di parte, amato e odiato. E poi invece questa forte foto del Manifesto, lutto universale e una ecatombe, il barcone che si rovescia nel Peloponneso, a bordo forse più di 700 persone, già 79 le vittime recuperate, un centinaio salvati, gli altri sommersi, partiti dalla Libia per arrivare ad ogni costo in Italia. Una tragedia spaventosa. In un'immensa tragedia. Poi con il Domani, vedete il titolo, tutto è perdonato, per fare l'omelia, dice probabilmente. Per quanto riguarda i funerali sempre di Berlusconi. E siamo diciamo quasi in chiusura, forse abbiamo il titolo di un'ultima prima pagina. Vediamo di poter leggere anche il Tempo, buon viaggio, Mattarella azzera le polemiche, Delpini lo consegna al cielo, ora incontra Dio. Questo insomma la chiusura della nostra rassegna. Ci fermiamo qui provvisoriamente, ma non abbiamo concluso. Adesso diamo un'occhiata subito al Tempo di oggi e poi parleremo dell'emergenza rifiuti nel centro di Catania. State con noi. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il tempo sull'Italia sarà particolarmente instabile per effetto di una vasta circolazione depressionaria che interessa proprio il centro-sud Italia, con tanta pioggia, acquazzoni e temporali. Anche sulla Sicilia avremo condizioni di spiccata variabilità, con la possibilità per acquazzoni e temporali specie nelle ore centrali del giorno sui settori interni, ma a tratti anche sulle coste, specie quelle tirreniche. Le temperature proprio per questo si manterranno su valori non eccessivamente alti, infatti le massime non andranno oltre i 26-27 gradi nel sud della regione, mentre sul comparto tirrenico farà ancora più fresco. Per quanto riguarda la giornata di venerdì ci sarà un blando miglioramento perlomeno sul comparto centro-meridionale dell'isola, mentre sul comparto tirrenico, quindi sul messinese, ci sarà modo per avere qualche acquazzone nell'arco del giorno, ma la tendenza vedrà un deciso miglioramento poi con i giorni a seguire. Infatti le temperature riprenderanno a salire, con punte anche vicine ai 30 gradi sull'Agrigentino. Tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo. Sicilia, sono le 8, c'è un ospite con noi, gli diamo il benvenuto, è Massimo Cosentino, che è direttore dei servizi dell'800 del consorzio GEMA. GEMA è la società che si occupa della raccolta rifiuti appunto nella zona centro. Allora, già ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, oggi vogliamo approfondire un po' questa vicenda. È diciamo, la prima grana per la nuova amministrazione di Catania, ancora non abbiamo la giunta, però cioè, il problema ce l'abbiamo, non riusciamo a risolvere questo problema dell'emergenza rifiuti, molte strade si trasformano in discariche, l'abbiamo documentato e addirittura i turisti vengono lì e fanno le fotografie. Ieri siamo andati nel quartiere di San Cristoforo dove era stata fatta una bonifica, ma vedete ora che cosa è successo. Lezioni di tedesco, sei di Francoforte, come si dice spazzatura in tedesco? Müll. Waste.
Più che i monumenti, ora è la spazzatura ad essere immortalata. Catania annega tra rifiuti, alle prese con 1000 emergenze e altrettante contraddizioni e nello specifico con una raccolta differenziata che stenta a decollare, affossata dagli stessi cittadini che non intendono rispettare le regole, trasformando ogni angolo della città in discarica a cielo aperto. È persino impossibile utilizzare i marciapiedi di Via Playa, dove decine di turisti si trovano davanti ad uno spettacolo mortificante. Io ho un'attività per cui non posso aprire più le porte. Premetto che passano veramente non so quanti turisti tutti i giorni e ci ritroviamo che i turisti fanno le foto non alle cose belle ma assolutamente a queste oscenità. La zona che vedete, così come tante altre, è stata bonificata da qualche giorno, ma ogni sforzo è stato vano, perché in via Toledo e in via Moncada, nel quartiere di San Cristoforo, non si riesce proprio a rispettare le regole. In qualsiasi ora del giorno, per non parlare della notte, si assiste ad un continuo e sistematico lancio di sacchetti di spazzatura, situazione che la Gema, società che si occupa della raccolta nell'Ottocentro, denuncia da diverso tempo. Purtroppo abbiamo ancora nell'Ottocentro 200 siti che giornalmente sono oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti. Bisogna necessariamente intervenire con le sanzioni in maniera molto dura e drastica. Montagne di rifiuti ricoprono la città, sacchetti che vengono rimossi e che tornano nel giro di poche ore, rendendo l'aria irrespirabile, e con l'arrivo del caldo la situazione non può che peggiorare. Davvero una patata bollente per il neosindaco trentino, che ha indicato nell'emergenza rifiuti una delle 2 priorità del suo mandato e che invita i cittadini a rispettare ogni regola e a depositare la spazzatura nei giorni stabiliti dal calendario per ogni singola frazione, invito che però sembra già cadere nel vuoto. L'altro che mi ha detto una quando porta la spazzatura, lei pensa che io rispetto che ci butta, ha detto magari io che. Quindi lei è il primo a non rispettare la regola? Sono io che ha detto, l'ammetto, perché non mi vergogno, io dico. Perché questa storia non ha cambiato nei 50 anni, lei pensa che ora si cambia, ora questa storia qua. Va leggermente migliorando la situazione in via Fava, dove in questo condominio, per fermare Sacchetto Selvaggio, si sta procedendo a multare e a vigilare con le guardie ambientali schierate H24. È già qualcosa. Decisamente diversa la situazione in via Moncada, dove al posto del cassonetto viene utilizzata una barca circondata da un mare di rifiuti. Beh, dobbiamo ringraziare Massimo Cosentino, che è direttore del centro storico appunto di Gemma, perché si trova sul banco degli imputati e ci vuole coraggio anche a venire qua. Ma non ci dica che la colpa è nostra, però. No, non dico che la colpa è del cittadino, chiaramente bisogna che venga fatta un'informazione magari più capillare e far capire insomma alla gente quanto è importante questo aspetto. Ma perché ci sono queste scene? Cioè, ci sono queste scene perché comunque la gente non ha ancora ben capito l'importanza del dover differenziare, e allora di fronte al fatto che non ci sono sanzioni, di fronte al fatto che non ci sono sufficienti controlli, viene facile abbandonare i rifiuti perché tanto si rimane nel clima di impunità. E la cosa più semplice è quella e continuano a farlo. Ha detto, dice la buttano gli altri, la butto pure io, tradotto in italiano chiaramente. Ma perché non decolla la differenziata? La gente vuole i cassonetti, dice i cassonetti, noi proveniamo dai cassonetti, i cassonetti venivano utilizzati in maniera errata perché i cassonetti di diverso colore servivano ad ospitare quelle che erano le varie tipologie di rifiuto, quindi il giallo la plastica, il bianco la carta e via dicendo. Sì. In realtà venivano utilizzati tutti e solo ed esclusivamente per l'indifferenziato. È per questo che li avete tolti? Chiaramente poi, così come in tutta Italia, si è introdotta la raccolta differenziata porta a porta, in modo da dare la possibilità al cittadino di differenziare e di esporla davanti alla propria casa. Il problema è che probabilmente risulterà difficile differenziare e quindi preferiscono comunque mettere tutte insieme, perché poi c'è la famosa parola indifferenziato che non esiste. L'indifferenziato non esiste, cioè mischiare tutto e diventa indifferenziato non è così. Esiste il secco non riciclabile. Noi il venerdì dovremmo esporre ciò che non è riciclabile, cioè che sono veramente poche le cose non riciclabili. Le posso dire il disco piuttosto che l'assorbente, ma dove sono carta, plastica, vetro, legno o qualsiasi altro tipo di materiale di questo genere viene riciclato organico. Mi scusi, vi faccio un esempio concreto. Io abito in una strada del centro, ma proprio centro-centro. Lì non c'è. Io voglio fare la differenziata, ma non so nemmeno da dove cominciare, perché non c'è stato un cartello, qualcuno che è arrivato, un cassonetto di quelli che diceva lei dentro lo stabile o vicino allo stabile. Quindi
Effettivamente, ora ultimamente ho visto, devo dire, faccio i complimenti perché stamattina era pulita, ma fino a ieri mattina io vedevo con i miei occhi la gente titin, 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 boom, sacchettino, lo so. Non allora, si dice indifferenziato, come si dice? Secco non riciclabile. Ecco, secco non riciclabile. Allora, noi praticamente a inizio appalto abbiamo fatto subito, man mano che abbiamo aperto le varie zone di raccolta porta a porta, abbiamo fatto la distribuzione dei calendari e quindi abbiamo fatto l'informazione su come andava fatta come andava esposto il rifiuto. Molti cittadini che si sono trovati il calendario nella busta, nella buca delle lettere, non si sono neanche accorti che fosse il calendario e probabilmente avranno pensato fosse pubblicità, tant'è vero che li trovavamo per strada tranquillamente. Li hanno buttati per strada, tant'è vero che poi ricevavamo chiamate dove dicevano: ma da noi non siete passati di qua e di là. In realtà noi abbiamo tutto documentato perché ci sono delle associazioni che ci hanno dato una mano nella distribuzione, lo venivano a sapere tramite i media, insomma tramite i giornali, dicendo che era cominciata la raccolta porta a porta e volevano nuovamente riconsegnato il calendario, volevano spiegato come si faceva e questo abbiamo fatto e stiamo continuando a fare. Quindi lo state facendo? Lo stiamo facendo, stiamo continuando a distribuire anche le attrezzature, i mastelli che sono quelli domestici, cioè i bidoncini da 40 litri per ogni singola famiglia, così come stiamo distribuendo per i condomini anche i carrellati. Mi scusi, questo è importante, state distribuendo i mastelli? Sì. In centro storico? Stiamo distribuendo, significa che abbiamo dei siti dove la gente si può recare ogni giorno a ritirarlo. Nella fattispecie oggi fino a domani saremo in Piazza Palestro, dalle 10:30 fino dalle 11 facciamo fino alle 17, dove faremo la distribuzione. Chi viene può venire tranquillamente. Questo relativamente al centro, giusto? Chiunque può venire, da qualsiasi parte di Catania. E orari che ci sono per prendere? Dalle 11:30 alle 17 possono venire oggi in Piazza Palestro tranquillamente. Oggi ci sarà ancora, immagino. Ci sposteremo, faremo comunicazione, diremo che ci per agevolare i vari quartieri. E come fate questa comunicazione? Tramite i social li facciamo. Quindi tramite il comune e tramite i social. Il comune, Gema, eccetera. Beh, questo è molto importante. Per quanto riguarda i condomini, tramite gli amministratori di condominio, noi abbiamo fatto una comunicazione, abbiamo fornito un indirizzo mail dove gli amministratori di condominio ci fanno richiesta delle attrezzature che sono necessarie al condominio, intendo dei carrellati, i bidoni di varia volumetria, intendiamo. Ci siamo quindi in base a quello che è il numero di abitanti che c'è in quel condominio e noi li forniamo quei bidoni. Quindi, seconda cosa, gli amministratori del condominio devono fare richiesta e devono poi anche custodire queste attrezzature all'interno o negli spazi disponibili. Ed è una procedura semplice o è una cosa No, è una procedura complicata? La procedura è molto semplice. Chiaramente inizialmente si è stato un attimino tra virgolette ingolfati perché le richieste che sono arrivate erano a migliaia, tantissime, e quindi abbiamo dovuto smaltirle, ma adesso la cosa è diventata abbastanza lineare e stiamo continuando fino a quando insomma. E nel condominio di Via Fava com'è la situazione? Il condominio di Via Fava è un condominio che storicamente sappiamo è indisciplinato, diciamo, in questa maniera, quindi siamo intervenuti d'accordo con l'amministrazione comunale nel mettere delle guardie ambientali, le guardie ambientali chiaramente che vengono contrattualizzate dalla ditta Gema, ne abbiamo utilizzate parecchie nel corso di questo appalto, anche 30 unità al giorno per andare a fronteggiare determinati siti di discarica. Le guardie ambientali, mi scusi, le guardie ambientali non hanno potere sanzionatorio, ma hanno un potere, servono a segnalare, a scoraggiare chi vuole gettare rifiuti, però possono immediatamente segnalare alle forze dell'ordine che arrivano nell'immediato e fanno la contravvenzione. Quindi, e le multe quanto sono? Che entità hanno? Non lo so esattamente, ma credo che siano da 160 euro in su. 160 euro in su, sì. a seconda del tipo di infrazione. Volevo sottolineare ed evidenziare come purtroppo la città di Catania ha un problema serio, che è quello che la metà circa dei suoi abitanti non paga la tassa sulla spazzatura. Così dicono chiaramente. No, sono numeri certificati anche dall'amministrazione. Questo evidentemente apre uno spaccato diverso, cioè la metà ha questo senso di impunità, perché se non ha mai pagato la tassa sulla spazzatura continuerà a non pagarla e quindi anche quando sarà sanzionato non pagherà neanche quella multa. Quindi c'è un problema anche culturale, c'è un problema di approccio diverso
a questo tipo di... Se posso permettermi, dico che le guardie ambientali, benché non abbiano un potere sanzionatorio, nel momento in cui le mettiamo in un sito di discarica, quel sito di discarica si risolve immediatamente e rimane pulito finché ci sono. Molti di questi siti siamo costretti a presidiarli H24, capite benissimo lo sforzo che si può per presidiare tutta la città. H24, sì, perché gettano rifiuti tutto, quindi in base all'importanza del sito anche H24. Quindi già il fatto che ci sia qualcuno che ti rimprovera o che ti fa paura perché chiama le forze dell'ordine, già questo serve a non farlo più. Chiaramente spesso cosa succede? Che diventa semplicemente una migrazione di rifiuti, non la butto qui, la vado a buttare dove non c'è la guardia ambientale. E quello è soltanto un problema di rifiuti diciamo domestici? No, di tutti i generi di rifiuti. Io non capisco come in città ci siano tutti questi materassi, cioè improvvisamente questo spuntano, è un fenomeno oppure che ci siamo sempre pneumatici. Adesso abbiamo visto un canotto. Va da sé che i pneumatici è chiaro che non sono gli utenti domestici e quindi ci sarà qualche attività che magari ne approfitta diciamo. Di questo. Per quanto riguarda i materassi, molto probabilmente sono anche gli svuotacantine, questa nuova figura che si è venuta a creare, che chiaramente perché non è inspiegabile che dall'oggi al domani in un sito compaiono improvvisamente 15 materassi. Ma qui sta dicendo, sta chiamando in causa i gommisti, diciamo? Non lo so, io chiaramente non voglio additare nessuno, però è chiaro che se si trovano 50 copertoni non credo che ci sia una persona che in garage ha 50 quindi copertoni. Quindi li sta chiamando in causa. Vabbè, qui bisogna fare un patto però, un patto tra cittadini e amministrazione. Ora c'è una nuova amministrazione, voi siete quella, cioè noi possiamo impegnarci a fare qualcosa, voi però dovete anche impegnarvi a fare... Noi ci impegniamo, ci siamo già impegnati perché, ripeto, anche l'utilizzo delle guardie ambientali non era previsto da capitolato, è una cosa che il Consorzio GEMA ha voluto fare e sta continuando a fare proprio per dare una mano. Il nostro impegno è massimo nei confronti dell'amministrazione. E quanto è influito in tutto questo il fatto che non ci fosse un assessore all'ecologia per motivi noti? Chiaramente ha influito parecchio. Sì, assolutamente. E il prossimo arrivo cambierà le cose. Sicuramente avremo un interlocutore, una persona con cui parlare, con cui confrontare le idee e trovare le soluzioni. E almeno questo finora non c'è stato, chiaramente. Certo, questo è un fatto oggettivo, che questo lo sanno tutti. Ma la strada che indicate voi è questa qua? Allora? La strada che indichiamo noi è quella dei controlli, assolutamente dei controlli. I controlli, le multe, le sanzioni sono fondamentali. Se non si fa questo non si arriverà a nulla. E in cambio però dovete assicurare che tutte quelle... Le discariche con i controlli si estingueranno da soli. Estinguendosi le discariche significa che noi liberiamo anche manodopera e mezzi per poterci dedicare maggiormente a quella che è l'igiene urbana intesa come spazzamento, come decoro urbano. Chiaramente oggi tutte queste risorse, gran parte di queste risorse vengono utilizzate per andare a riparare i danni fatti da queste cose. Ci fermiamo qui provvisoriamente, non abbiamo risolto nulla, però abbiamo capito, come dire, le direzioni. Ma diciamoci la verità, la direzione che immaginiamo si debba prendere. Ringraziamo moltissimo Massimo Cosentino, ripeto, perché è direttore dei servizi dell'800 del Consorzio GEMA, che insomma dice la colpa è mia, ma insomma si è preso la responsabilità di venire qua. Adesso vedremo con l'arrivo dell'assessore all'ecologia, con i provvedimenti indicati sia per quanto riguarda repressione, multa eccetera, sia anche però disponibilità di servizi che sono stati indicati dal dottor Cosentino per quanto riguarda noi, vedremo che cosa cambierà e continueremo a seguire naturalmente la situazione. Grazie per essere stato con noi, facciamo una breve pausa e adesso poi ci occuperemo di altro perché andremo a Palermo ad occuparci di Malamovida. Grazie, state con noi, buongiorno Sicilia. 16 minuti, buongiorno Sicilia, ancora un'occhiata ai giornali con Angelo Gagliano. Allora, guarda, ieri abbiamo parlato tanto dei funerali di Berlusconi, però c'è un altro grave lutto di cui abbiamo già parlato nella mattinata. Romano Prodi ha perso la moglie, sfoglia i ricordi, quanto era bella lei, il professore e i figli scelgono le foto, gli amici in visita a casa. Questo è un altro diciamo delle notizie di cui dolorose di questi giorni. Esattamente. Poi abbiamo parlato dell'abuso d'ufficio e delle intercettazioni, la riforma al via tra le polemiche, ci sarà oggi il Consiglio dei Ministri, il testo dedicato all'ex premier, il guardasigilli Nordio, più garanzie per chi è indagato, mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati, abrogazione ingiustificabile, l'allarme dell'ordine dei giornalisti perché insomma ci sarà una stretta sulla pubblicazione
pubblicazione delle intercettazioni. Le intercettazioni si possono pubblicare solo se sono agli atti, se non sono agli atti tu le hai avute per i fatti tuoi, e quindi, non le puoi pubblicare. Esattamente, poi ancora altre notizie che leggiamo dalle pagine interne riguardano intanto Trump, un compleanno amaro di Trump, rischia anche in New Jersey e la Fox definisce Biden un aspirante dittatore. Insulti al procuratore nel comizio dopo l'incriminazione. Ha parlato di terrorista, questo è quello che dice Ormai non ci sono Trump. più limiti, come dire, nel linguaggio offensivo della politica americana, che una volta voleva darci lezioni a noi, sia per quanto riguarda il linguaggio politico che il mestiere di giornalista. Avete visto Fox come... Terribile, linguaggio davvero terribile. Poi la guerra in Ucraina, Michele, perché c'è il piano... che ce ne siamo dimenticati. Perché in questi giorni abbiamo avuto tante notizie, il piano della IAEA per evitare il disastro alla centrale nucleare, grossi da Zelensky per salvare il sito di Zaporizhzhia danneggiato dal crollo della diga. La diga di Kakhovka. Esattamente. Kakhovka, si dice, Kakhovka, e ora al centro dei combattimenti. Insomma, è un sito molto... È l'agenzia europea per il nucleare, diciamo. Esattamente, fa i controlli. La situazione va attenzionata sicuramente perché è un rischio davvero serio. E poi ti do un paio di notizie che riguardano l'intelligenza artificiale, perché il tema è di grande attualità. Il nostro tema quotidiano. Assolutamente, perché adesso c'è il bollino rosso dell'Unione Europea, il primo sì di Strasburgo alla stretta, vietata l'identificazione biometrica in tempo reale e quindi si parla anche... Cioè se tu passi da un posto non ti possono fare... non ti possono identificare. In 3 secondi sanno chi sei, chi non sei e soprattutto si ricorderanno per sempre di te. Esattamente. E poi sul tema della pubblicità l'Europa è contro Google, insomma ci sono delle regole antitrust, l'Unione Europea ha inviato sì, Google, perché ieri Zuckerberg ha detto è bellissima, è fantastica, ho fatto delle cose meravigliose. Però c'è questa regola per addebito per presunta posizione dominante nella tecnologia pubblicitaria online, questo per Google. Ma sul tema della intelligenza artificiale, perché vedi, ci sono i paletti europei, c'è no di nuovo al rating degli umani e non legga le emozioni. Ora, leggere le emozioni è difficile anche per un umano, figuriamoci per un computer. Ci sono tanti, guarda, ci sono i rischi, guarda, i punti più critici. I livelli di rischio divide le applicazioni per livello di rischio, alcune sono vietate, quelle ad alto rischio sottoposte ad una serie di paletti. Il copyright, gli sviluppatori di grandi modelli di intelligenza artificiale dovranno rendere noti i materiali protetti da copyright usati per, questo sì, per addestrare gli algoritmi. Questo vuol dire soldi, ragazzi, cioè dire, se usate una cosa di un'azienda ci dovete dare i soldi. Esattamente, sorveglianza, il testo del Parlamento vieta, come detto, il riconoscimento facciale in tempo reale, ma i governi lo vorrebbero per reati come il terrorismo. Quindi insomma qua altri temi, altre storie. Questa durerà a lungo. E anche sulla stampa ci sono i paletti all'intelligenza artificiale, tutti i giornali stamattina ne scrivono, dal Parlamento Europeo la prima stretta su ChatGPT, riconoscimento facciale e supervisione umana. Deve essere sempre l'uomo a stare sopra praticamente tutto, però insomma staremo a vedere. Va bene, va benissimo, grazie a Angelo Cagliano che come sempre puntualissimo con la rassegna stampa. Adesso mala movida a Palermo, stiamo per collegarci con il nostro collega Marco Gullà, ha degli ospiti, ma vogliamo riassumere una vicenda che ha dei precedenti importanti. C'è stato un corteo degli abitanti della Vucciria, ne abbiamo parlato, dopo che sabato notte un quindicenne è stato aggredito da 3 persone e ricoverato per grave trauma facciale. E allora gli abitanti cosa hanno chiesto? Hanno chiesto più controlli naturalmente da parte delle forze di polizia e videosorveglianza. Però il questore di Palermo, Marco Gullà, è la tua ospite, ha detto anche, il questore della Ricchia, ci dovete aiutare, cioè dovete essere anche voi cittadini a come dire, in qualche modo farci intervenire. E le vittime della mala movida dell'altro giorno hanno raccontato
Mi dispiace dirlo, ma è così che certi commercianti, invece di accoglierli mentre questi fuggivano, gli hanno chiuso il negozio davanti al naso. Allora, Marco è con Giovanna Analdi, che è residente e commerciante del centro storico, quindi ci potrà smentire o confermare questa circostanza. A te, Marco. Sì, buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Sono con Giovanna appunto Analdi, che qui è residente e commerciante, ma anche con Antonio Nicolau, che è il vicepresidente della prima scusa, non la vedevo nell'inquadratura, chiedo scusa, eccolo qua, sì, hai fatto bene a salutarlo. Giovanna, insomma, è un punto di riferimento come ovviamente commerciante qui nel centro storico, davanti la cattedrale, la vedete anche alle mie spalle. Bellissima, sì. Michele chiedeva di questa poca collaborazione dei commercianti. Diciamo che l'episodio di violenza non è stato dove Giovanna ha un suo bar tabacchi, ma in un'altra zona sempre del centro storico. No, intanto buongiorno a tutti, io sono il presidente dell'associazione Cassaro Alto. Devo smentire per quanto riguarda la mia associazione, i miei associati. E invece abbiamo una grande collaborazione, noi addirittura abbiamo fatto una chat per aiutarci a vicenda, visto che subiamo furti continui da parte di tossici che vengono regolarmente denunciati, e devo dire che la polizia ha fatto anche un gran lavoro, perché vengono presi, però nel giro di qualche ora sono di nuovo fuori. Per cui io su questo tengo tantissimo ad elogiare il lavoro della polizia, ma chiedo anche, veramente faccio un appello ai nostri governatori che facciano delle pene più severe, che abbiamo la certezza delle pene, altrimenti il lavoro è inutile ciò che fanno carabinieri e polizia. Parlava di Mala Movida, quindi ci sono dei punti a Palermo dove appunto anche la stessa Giovanna, ma anche Antonio, che è qui al mio fianco, ci dicevano ci sono tanti abusivi che vendono alcolici a basso prezzo. Questo ovviamente non fa altro che poi insomma agitare tra virgolette troppo i minorenni e anche non minorenni, e quindi poi succedono gli episodi di violenza, succedono gli episodi di vandalismo. Antonio. Sì, buongiorno a tutti, intanto anche ai vostri telespettatori. Noi abbiamo come circoscrizione iniziato una fase di ascolto, ecco perché siamo arrivati al corteo. Da mesi ascoltiamo cittadini, presidenti di associazioni proprio in circoscrizione, come per esempio Cassaro Alta, abbiamo ascoltato anche Via Divisi, abbiamo ascoltato Macheda Alta, e quindi una volta che abbiamo in qualche modo raccolto tutte queste paure, tutte queste ansie, tutto questo sistema di difficoltà nel vivere tranquillamente nel centro storico, abbiamo pensato di rappresentarlo ufficialmente in prefettura, cosa che abbiamo fatto appunto attraverso il corteo. Ecco, noi vogliamo restare un po' più, come dire, speranzosi da questo incontro, non vogliamo pensare che non riusciamo ad ottenere nulla. Quello che abbiamo chiesto chiaramente è maggiori controlli da parte dello Stato dal punto di vista fisico nel territorio, e quando dico fisico non intendo di metterci i soggetti modello Rambo, ma anche assistenti sociali, psicologi e soprattutto le forze dell'ordine. Io non credo di avere problemi di colore di divisa. Per me, per quanto mi riguarda, va bene chiunque abbia titolo a poter fare prevenzione dal punto di vista di sicurezza e legalità nel centro storico, ma non solo, in tutta la città di Palermo. In tutta la città di Palermo, tra l'altro parlando anche con Giovanna, che oltre ad essere appunto presidente di un'associazione e anche insomma residente e commerciante, Giovanna mi raccontava poc'anzi che insomma anche lei ha subito un'aggressione abbastanza violenta, diciamo anche verbale. Ho avuto sinceramente paura per la prima volta dopo 43 anni che vivo qua, ma il problema è sempre legato alla... Cosa è successo? Ci racconti. Crack. Praticamente rientravo di sera, erano le 12:10, non di più, sono stata aggredito da un tossico che mi chiedeva i soldi, altrimenti mi tagliava la gola. Mi sono messa a urlare, per fortuna ancora c'era gente per strada, c'erano dei turisti che sono venuti in mio soccorso e lui è scappato, perché il problema è purtroppo questo crack, questa droga che gira in centro storico, e la cosa che mi fa veramente male sono i ragazzini che vanno a farne uso, e sappiamo il crack il male che fa, che uccide le cellule del cervello, e mi sento responsabile come madre, come genitrice. La donna è una genitrice, quella che dà la vita,
che dobbiamo tutelare questi ragazzi, abbiamo il dovere sacrosanto di tutelare questi giovani e mi dispiace, faccio ancora un appello al governo che si facciano delle leggi ma presto, veloci per fermare questa situazione. Scusa Marco, a videosorveglianza lì come si è messe? Perché una delle Lo richieste... chiediamo anche ad Antonio. Videosorveglianza nel centro storico, Michele Cucuzza chiede cioè, come siete organizzati, come appunto... Ce n'è abbastanza? No, la circoscrizione chiaramente non ha nessun potere esecutivo, noi li chiediamo da anni. Non ce n'è, è ditelo. Però c'è la videosorveglianza. Sì, in parte penso che ci sia, sicuramente c'è. Però ecco, ci tengo a dire una cosa, la videosorveglianza è importantissima, ma ciò che invece secondo me può servire anche da deterrente è la presenza fisica dello Stato, perché sino a quando un cittadino che si trova in un'area pedonale e che subisce un'aggressione e che gridando nessuno lo riesce ad ascoltare non ci sarà sicurezza. Noi non possiamo pensare che ci voglia un poliziotto per ogni cittadino, assolutamente no. Però in un posto come questo, in un'area pedonale così grande, dove ci sono flussi di pedoni talmente così notevoli che non si può nemmeno passare, ecco lì ci vuole una percentuale adeguata di presenza dello Stato. Che invece non c'è, ci dica com'è, cioè non c'è nessuna agente, nessun vigile urbano, non c'è nessuno. Non ci sono presenti. I vigili urbani ci stanno, sono 2 di mattina e 2 di pomeriggio, però si occupano solo di viabilità. Sono 2 di mattina, 2 di pomeriggio e poi sabato e domenica è terra di nessuno. Non c'è nessuno. Sabato e domenica riposo. Sì, riposo. Devo dire però che sabato e domenica ci sono tutti i turisti che vengono a fare il weekend. Quindi vabbè, questi sono i vigili, però ci saranno i poliziotti, no? Ci sarà la polizia. Allora, ci stanno i poliziotti in borghese. No, devo dire che i poliziotti in borghese... Diamole tutte le cose. No, ci stanno, diciamolo bene le cose. Ci stanno i poliziotti in borghese e ci stanno anche i poliziotti in divisa. Ma ripeto, sono sempre pochi rispetto a quello che in effetti per il flusso di turisti dovrebbero esserci. Quello che tra l'altro insomma diceva anche la signora Giovanna, ma anche Antonio poc'anzi a microfoni spenti, è che ci sono tantissimi residenti che si lamentano anche degli schiamazzi notturni. C'è gente addirittura che, Michele, vuole vendere casa perché non riesce più a dormire la notte. Assolutamente sì, ma quando mi riferisco alla presenza delle forze dell'ordine non è che mi riferisco solo di giorno, la notte, perché il centro storico fino alle 5 del mattino, soprattutto d'estate, è vissuto come se fosse il giorno. Quindi non è che è una questione di luce, è una questione di vivibilità. Marco, ascolta, riferisci anche ai tuoi ospiti, saprai certamente che il nuovo sindaco di Catania ha detto io voglio mettere l'esercito in funzione, ha detto, non di pubblica sicurezza, ma in funzione, diciamo così, far vedere e far spaventare questi qua. Allora, perché a Catania sì, a Palermo no? Voi sareste d'accordo all'esercito? Sì, io sono d'accordissimo, sì. Ben volentieri che ben venga, altro che... Antonio. Un esercito come dire, che sia coadiuvato anche da personale che punta a fare un recupero sociale e culturale, non solo la forza, ma anche il convincimento culturale e sociale. Il sindaco Tarantino ha detto con funzione deterrente. Deterrente vuol dire che se un delinquente o un drogato, scusate l'espressione un po' casarecce, ma vede una divisa, certamente si spaventa e non agisce. Quindi è azione deterrente, non di pubblica sicurezza. Sì, io sono d'accordo per l'azione deterrente, sicuramente, però dobbiamo andare a monte di questa situazione. Noi dobbiamo iniziare con la dispersione scolastica, dobbiamo iniziare con i centri sociali, i centri di aggregazione di questi ragazzi. Questi ragazzi sono totalmente allo sbando. Qui non abbiamo centri di aggregazione né per giovani né per anziani. E devo dire che in una grande città è un problema non indifferente, prendono strade diverse. Se questi ragazzi, io ricordo, ragazza noi avevamo i famosi oratori, ecco, non abbiamo più niente. Vi racconto anche che prima di iniziare il collegamento, quindi di buon'ora, ho posteggiato insomma qua nei pressi del centro storico, ho visto 2 o 3 giovani vagare che ovviamente, diciamola così, scusate anche un po' l'espressione casereccia, come hai detto tu Michele,
non avevano insomma un bel volto, tra virgolette, sì. diciamo così. Senti, ma quando si prevede la prossima movida? Sabato prossimo? Di solito quando la movida è ogni giorno, credo. No, è ogni giorno, è ogni sera. E chi abita vicino alle Movide, io per fortuna qua sono in un'isola felice, devo dire che hanno problemi grossi, e lo dico per esperienza diretta. Una zia autoinquilina ha lasciato l'appartamento a causa della movida notturna, non si dormiva la notte. Certo, ha ragionissima, grazie. Vorrei chiudere, Marco, se sei d'accordo, con Nicolao. Digli, ma siete andati dal sindaco La Galla, gliel'avete dette queste cose? Avete chiesto quello che avete raccontato a noi? Oppure lo dite in televisione e stop? Inoltre la domanda di Michele Cucuzza: siete andati dal sindaco a parlare proprio di questo problema? Il sindaco è stato invitato in circoscrizione e diciamo, sulla base che è trascorso quasi un anno da questa nuova amministrazione, lo stiamo aspettando in aula consiliare. Io credo che il sindaco sia abbondantemente a conoscenza di tutto quello che succede nel centro storico. Quindi se noi siamo andati dal prefetto è proprio per questo motivo, perché la conferenza che solitamente fa il prefetto, che si chiama Ordine e Sicurezza, quindi Comitato dell'Ordine e Sicurezza, partecipa il sindaco e partecipa l'assessore alla città storica. La circoscrizione che raccoglie le paure, le ansie, cioè lei, e quant'altro possa girare attorno ai problemi del centro storico, non partecipa. Uno dei motivi per cui personalmente ho chiesto al prefetto se era possibile di allargare questo comitato di ordine e sicurezza, invitando anche chi in qualche modo ha il polso della situazione. Mi sembra ottima idea, ottima idea, e fateci sapere se questa cosa avverrà, cioè che possano partecipare anche le circoscrizioni, in questo caso il dottor Nicolao, che è vicepresidente della prima circoscrizione, possano partecipare a queste riunioni dove sono presenti le amministrazioni, ecco perché avevo parlato del sindaco prima, ma naturalmente anche il prefetto. Grazie ai tuoi ospiti, Marco, grazie Marco per essere stato con noi. Teneteci informati, seguiremo naturalmente gli sviluppi della situazione, che speriamo siano migliori di quelli fino ad ora registrati. Tra poco cose positive, l'orchestra di Librino, l'orchestra promossa dal Rotary Club, Musica Insieme, state con noi. 8:36, buongiorno Sicilia, abbiamo due ospiti cui diamo il benvenuto con molto piacere: Loredana Caltabiano, pediatra, che fa parte del Rotary Club ed è una delle fondatrici di Musica Insieme, fra poco sentiremo che cos'è, e Salvatore Paglialunga, che è del Rotaract Etna, che ha promosso l'iniziativa. Musica Insieme si esibirà domenica 18 alle 18 alla Villa Bellini di Catania. Che cos'è Musica Insieme? Musica Insieme a Librino è un'associazione che promuove l'insegnamento della musica attraverso il sistema Breu. È un sistema che fornisce lezioni gratuite ai ragazzi e ai bambini dei quartieri, soprattutto quartieri disagiati, e li avvicina al mondo della musica in modo semplice, in modo divertente, e soprattutto in pochi mesi li mette in grado di poter partecipare all'orchestra, quindi ad avvicinarsi al mondo, alla famiglia dell'orchestra e del coro, che sono come una metafora di una società perfetta in cui ognuno deve svolgere al meglio la sua parte affinché il risultato finale sia quello di una bella musica. Particolarmente significativo in un quartiere difficile come Librino, difficile in un quartiere che conosciamo tutti, è la periferia di Catania, giusto? Certo, il nostro obiettivo è quello di essere vicino a queste realtà, grazie anche alle tante azioni promosse dal Rotaract insieme alle Rotary, che nel corso degli anni abbiamo svolto. E Librino come ha reagito? Librino reagisce molto bene, da 13 anni che svolgiamo questa attività, quindi se non ci fosse stata una risposta favorevole, entusiasta da parte dei bambini, dei ragazzi e soprattutto delle famiglie che con grandi sacrifici li accompagnano e sono costanti nel farli studiare, non si sarebbe... Sono molto belle queste immagini che stiamo vedendo, sono altre esperienze precedenti, vediamo dove le identifichiamo, dove siamo. Sì, questo è il concerto Gli Orti Urbani, perché noi come associazione abbiamo anche un orto a Viale San Teodoro. Questa è un'esperienza fantastica, un gruppo di 6 ragazzi che fanno rap, hanno fatto un gemellaggio con un gruppo in Germania e quindi quest'estate sono stati là. Questa è un'immagine a cui sono molto affezionata perché
è l'orchestra Sinopoli. Cioè noi attraverso negli anni abbiamo partecipato, cioè siamo parte del sistema italiano delle orchestre e dei cori giovanili in Italia, un sistema molto vasto che comprende circa 40 nuclei in Italia, e da queste esperienze disseminate sul territorio italiano vengono scelti alcuni ragazzi che poi vanno a fare insieme dei concerti diretti da maestri d'orchestra di chiara fama. Per esempio Carla Del Frate è una delle assistenti del maestro Muti che si spende in prima persona gratuitamente per seguirli per una settimana, e poi fanno dei concerti di altissimo livello, uno dei quali è stato fatto proprio al Teatro Massimo la scorsa primavera. Salvatore Paglialunga, che è della Rotaract d'Etna, lei era già all'inizio, diciamo, quando è nata Musica Insieme, l'ha seguita sin da subito? No, ci siamo avvicinati successivamente, in un momento successivo, e dato anche quanto abbiamo ascoltato, l'intenzione dei club Rotaract è quello di riuscire a creare, anche in occasione della conclusione dell'anno sociale rotaractiano, qualcosa di speciale, coinvolgendo quindi i ragazzi di Musica Insieme al Librino. Infatti saranno protagonisti di questo concerto che si terrà, ricordiamo, il giorno 18 presso il chiostro della musica di Villa Bellini, e protagonisti saranno, diciamo, i bambini e i ragazzi dell'Associazione Musica Insieme al Librino. E chi sono i membri, diciamo, chi fa parte di Musica Insieme? Abbiamo uno staff composto da 8 insegnanti che si spendono gratuitamente per questa iniziativa. Sono professori del Teatro Massimo Bellini, sono insegnanti del conservatorio, sono insegnanti delle scuole indirizzo musicale e vengono affiancati dai tutor che sono... Che bella questa foto, qui che cos'è? Ecco, qui questa... già la villa? No, questa è Pesaro. Anzi no, scusate, è Castel Gandolfo, perché adesso abbiamo il sistema nazionale offre anche ai ragazzini più piccoli dai 10 ai 14 anni la possibilità di riunirsi e di fare di scambiarsi queste esperienze da una parte all'altra dell'Italia. Qui sono a Castel Gandolfo durante un meeting, fantastico. Uno stage. Ecco, ma quello che ecco, anche questa è bellissima questa immagine. Qui dove siamo? Qui siamo deve essere sempre un po' fuori Catania. Comunque, le volevo chiedere questo, le reazioni al Librino, perché questa è la cosa più importante. Certo, noi a Librino siamo abbastanza conosciuti, ci interfacciamo con le altre associazioni che fanno volontariato, per esempio con l'associazione Talitacum, che fa tanto bene nel quartiere, a cominciare dall'Asilo Nido, laboratori per ragazzi, con i Briganti di Librino, un'associazione sportiva che invece si occupa di rugby, con l'Oratorio Giovanni Paolo II, perché fare rete è fondamentale in un quartiere come questo. Certo. Noi andiamo lì per fare delle attività. E questo avviene? Avviene perché noi appunto, per esempio quest'anno abbiamo fatto il corso di percussioni e il corso di sax proprio all'Oratorio Giovanni Paolo II, quindi agganciamo altri ragazzi, li affasciniamo, mi lasci il termine, con la musica, dopodiché loro dopo appunto i primi 3-4 mesi di lezioni col maestro sono stati in grado di partecipare a dei concerti. Abbiamo fatto il concerto per la diocesi al Festival della Comunicazione Nazionale alla chiesa di San Francesco in Piazza d'Assisi, oppure davanti al Tribunale per l'Associazione Nazionale Magistrati durante l'anniversario della strage di Capaci. Quindi valori civici, sociali che noi vogliamo, diciamo, dare ai nostri ragazzi, e non vogliamo soltanto trasmettere l'amore per la musica o l'abilità a suonare. L'amore per la musica, estendere anche... diciamo, farli partecipi di questi valori così importanti per tutti, ma soprattutto per loro, e quindi cercare di avere nel futuro cittadini migliori e responsabili. Le faccio una domanda difficile, ma insomma, con la sua esperienza e con la vostra estremamente positiva iniziativa forse può darmi la risposta giusta. È questa la strada giusta, diciamo, per un quartiere come Librino, ma ce ne sono tanti altri in tante altre città, cioè
intervenire in questo modo, oppure c'è bisogno di qualcos'altro che non arriva mai? Grazie per questa domanda. Sicuramente questo è un modo importante per intervenire su un quartiere del genere, perché diciamo, la cultura, la bellezza sono la base per fare crescere i ragazzi. Infatti abbiamo la bellezza, no? La porta della bellezza, la porta delle farfalle, ovviamente anche con Antonio Presti ci interfacciamo e collaboriamo, però la cosa più importante sarebbe quella di poter estendere, cioè noi adesso abbiamo circa 80 ragazzi tra bambini, ragazzi e mamme che partecipano a questo progetto. Però il nostro obiettivo sarebbe quello di poter abbracciare e accogliere tutti i ragazzi che lo volessero. Per fare questo però abbiamo bisogno di più risorse e soprattutto abbiamo bisogno di una sede. Abbiamo bisogno di una sede stabile, perché adesso siamo ospitati da sempre, dall'inizio delle nostre attività, alla parrocchia Resurrezione del Signore, che però attualmente è stretta per noi, perché siamo tanti, perché i corsi sono tanti e giustamente non possiamo invadere. Questo significa anche il rapporto con le istituzioni. Certo. Certo, chiederemo sicuramente aiuto alle istituzioni come l'abbiamo fatto in passato, ma ritorneremo alla carica, perché adesso ne abbiamo veramente bisogno. Visti anche i risultati, diciamo, avete le carte in regola. Infatti, grazie. Complimenti davvero, siamo veramente entusiasti di avervi sentito, così come sentiamo anche tantissime altre esperienze, abbiamo parlato della Porta della Bellezza, ma insomma non è l'unica, ma insomma, è forse la più importante. Ricordo a tutti, domenica 18 alle 18 ci ritroviamo al Chiostro della Musica di Villa Bellini con l'Orchestra di Musica Insieme. Complimenti e grazie per essere stati con noi. Grazie. Bene, adesso ci facciamo 2 risate con Insieme. Sono vestito così perché mi sono andato a iscrivere a scuola di sudamericano. Scuola di? Il ballo quello. Ma che cos'è? Cioè, il ballo, qui ci ballano tessitissimi, lo voglio fare pure io. Ma che cosa? Che poi sta testa, sai perché si muove così? No. Perché magari lei è andata a ballare, suo marito era a lavorare, lei si è andata a ballare con un altro, mio marito, c'è Bengiamante, ne consumato, capito? Ma poi scusa, in Sicilia vai a ballare il sudamericano, la salsa, nei merengue, ma dici vero, in Sicilia che abbiamo il ballo più bello e più antico del mondo. E qual è? Qual è? Te lo faccio sentire io. Per favore, mi mandi la musica, senti qua. Ma che antico, mamma mia! Ancora! La tarantella! Ma è antico questo ballo! Ma che antico, per favore! Il ballo più moderno, più attuale del mondo. Vabbè. Allora, dimmi una cosa. Tu sai perché si chiama tarantella? No, perché l'hanno battezzata così? Sì, perché è piccolina, dai. Si chiama tarantella perché forse ha origine dalla tarantola. Prende origine dalla tarantola. Esatto. Che cos'è la tarantola? Quella che ha dato origine alla tarantella. La tarantola è un insetto, la tarantola è un animale microscopico che vive nel sottobosco. Perché nel sottobosco? Perché sopra casa non c'è. Perché vive nel sottobosco perché è talmente piccola che questo animale ha paura di essere mangiato. La tarantola esce fuori la notte per andare a cercare qualcosa da mangiare e lei cerca. La tarantola, tu lo sai com'è la tarantola? Come è fatta la tarantola? Com'è fatta la tarantola? La tarantola è fatta, guarda, è così. Lei si muove con i suoi tentacoli, lei ha gli aculei e i tentacoli. E lei... Com'è l'aculo? Ora l'aculo te lo faccio vedere com'è. Lei si muove e siccome lei non ci vede, non ci sente. Ma completa proprio. Sì, però lei capta. Lei capta. Ah, ho capito. No, lei capta. Io ho capito. Le onde elettromagnetiche. E lei cosa fa? Cammina e cerca una preda. A un certo punto si gira e scorge che c'è una preda. Si blocca e piano piano si avvicina. La preda capisce che potrebbe essere preda e si allontana e la tarantola la segue. A un certo punto però la preda si ferma perché è finito il palcoscenico e una fornire. Allora, a quel punto la tarantola che cosa fa? Si ferma, è vicina alla sua preda
e alza il suo aculeo. Ah, se così è tarantolo. No, questa è la tarantola. Questo non è l'aculeo, vabbè. La tarantola è un'ermafrodita, cioè dentro di sé c'ha tutti e due i sessi. Queste fortune sono. Come fortuna? E poi quando tu ti ritiri a casa gioia e no, mal di testa, faccio tutto così. No. La tarantola! Allora cosa fa? Alza il suo acuto, perché lei non è che può mordere, lei non è che può mangiare, lei punge. Come fa la tarantola? Alza il suo aculeo e con un movimento rapido, fulmineo, punge la sua vittima così. M'ha preso, Toti! Allora, signori, ho sentito che m'ha preso! Non ve ne potete rendere conto. Che mi succede? Perché l'occhio umano, Toti! non vede questa cosa qua. Cosa fa? Ve lo faccio rivedere a rallenti. Guardate cosa succede. Mi stava piacendo. La tarantola punge e in quel momento inietta un veleno che per i piccoli esseri è mortale, per l'uomo non è mortale, però questo veleno, appena comincia a entrare in circolo nei vasi sanguigni dell'essere umano, crea prima delle contrazioni. Poi queste contrazioni provano una forma di eccitamento e la persona che è stata appunto comincia a fare così. Allora si è pensato, vuoi vedere? Quello è stato appunto dalla tarantola e balla la tarantella. E questa eccitazione comincia a crescere. Che stai facendo? Può essere che fa appunto una tarantola frocia. Ma per favore, per cortesia. Ma veramente? I mostri sacri, i mostri sacri. Ah, i mostri sacri, per fare un poco di cultura che cosa si deve fare? Niente, un'altra trasmissione. No, Ridiamo, Contatti e Totino, fantastici. Stasera alle 21:30 insieme, da non perdere. Ce la facciamo fare un quotidiano? Una cosina, proprio una pillola? Parliamo di scuola, da poco che si è chiuso l'anno scolastico, il dibattito è insomma se devono essere compiti oppure no. Le scuole senza compiti, la lezione dell'estate è godersi le vacanze. Come ai nostri tempi, che non c'erano i compiti. Cresce il partito di chi preferisce assegnare esperienze, musei da visitare, libri da leggere, geografia da scoprire viaggiando, ma non tutti sono d'accordo. Grazie, dove è questo pezzo? Su Repubblica. Su Repubblica, questo è su Perfetto. Repubblica. Grazie. Accadde oggi 15 giugno, attenzione, attenzione, che poi c'è il brano musicale conclusivo. 1667 in Francia venne eseguita la prima trasfusione di sangue su un umano. Jean-Baptiste trasfuse del sangue di pecora su un ragazzo di 15 anni. 15 giugno dell'844, Charles Goodyear, ti dice niente questo nome? Certo. Goodyear brevetta il suo processo di rafforzamento della gomma, per cui fa la vulcanizzazione, che è poi quella che c'è ancora oggi. 15 giugno del 1846, Trattato dell'Oregon, allora il 49esimo parallelo nord e il confine fra Stati Uniti e Canada, un po' lontano da noi. 15 giugno 1864 a Milano viene fondata la Benemerita Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, perché c'era stata l'unità d'Italia da poco con i morti e con i feriti. 1927 a Rimini nasce il padre di Corto Maltese, Ugo Pratt. Il 15 giugno del 1932 a New York nasceva uno dei politici italo-americani più famosi, Mario Cuomo. Il 15 giugno 1959 in Italia viene emanato il primo testo unico del codice della strada, quindi il primo codice della strada risale al 1959. Il 15 giugno del 1963 in California nasce il premio Oscar 1998 Helen Hunt.
15 giugno 64, Birmingham, nasce Courtney Cox, Monica Geller nella fortunata sitcom Friends. Monica Geller, non la seguo tanto io, va bene. 15 giugno 1978 in Italia Giovanni Leone si dimette dalla carica di sesto Presidente della Repubblica a causa dello scandalo Lockheed. Alla fine è risultato completamente strano, ed è vero, è stato un processo solo mediatico e solo per questo è stato costretto alle dimissioni. Ma il 15 giugno 1920 a Roma nasceva colui che forse ha rappresentato meglio i vizi e le virtù di noi italiani, Albertone, Alberto Sordi. Vi lasciamo con un suo famosissimo brano, Te ci hanno mai mandato? Grazie, appuntamento a domani, giusto? Ci a diciamo. domani, a domani. Come no? Buongiorno Sicilia.